corta coi poncor, i pera, il brogno e i limon, ta stema e imbo, ta stema e imbo, la la la. Oh Johnny, a che non sta? Buongiorno. Buondì. Cosa stava cantando, mi scusi? Corta che i limon, a col brogno di striscione. Ma è storico e filologico, qui è proprio vero allora. Verdi avrebbe tratto la marcia dell'Aida da un banditore che vendeva le mele cotte. Davvero? Eh sì. La lirica vera. È uguale. Ta ta Un corta coi poncor, a Gianni, casa di Qui a Busseto tutto parla di Verdi, siamo in Piazza Verdi, c'è il monumento a Verdi e quello è il teatro di Verdi. Oddio, il teatro di Verdi per modo di dire. Comunque entriamo in questo piccolo gioiello che testimonia che Busseto è stata da sempre una cittadina con una grande tradizione culturale e musicale. Nel foyer del Teatro Verdi ci sono esposte delle lettere originali del maestro, parleranno certamente di musica. Questa lettera è importante perché è un pezzo del testamento del signor maestro Verdi. Milano, 14 maggio 1900, assegna 2 vitalizi a 2 giovani, sicuramente per studiare musica, i quali si diano allo studio teorico-pratico dell'agricoltura. Agricoltura? Qui vedo un elenco, sicuramente sono i componenti dell'orchestra. Ah no, è il censimento del bestiame nei suoi fondi. Lui aveva 1000 biolche di terra, era ricchissimo. Oh, questo è un biglietto che accompagna un regalo di Verdi al conte Arrivabene. Gli regalerà sicuramente uno spartito e dice letteralmente: io non diventerò feudatario della Rocca di San Secondo, ma posso benissimo mandarti una spalletta di quel santo. Una spalla di San Secondo era un prosciutto cotto, sì. Ma scriveva su carta da formaggio Verdi? No, Verdi è un raffinatissimo scrittore. Ho copiato io la firma e i testi dalle sue lettere per far conoscere ancora di più l'anima del grande personaggio. L'anima di Verdi? Per documentarmi meglio devo attraversare la strada. Di fronte al teatro, qui in Piazza Verdi, c'è Casa Barezzi. Barezzi è stato, suocero di Verdi, padre della sua prima moglie e benefattore. Adesso Casa Barezzi è un museo verdiano. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. A proposito di lettere, Qui ci sono quelle originali, autografe. Ma cosa dicono? Verdi passava abitualmente l'inverno a Genova. Il 1 novembre 1871 scriveva: speriamo che sia veramente discreto cuciniere l'uomo che proponi, ma soprattutto che non abbia coglionerie per la testa. Si presenti quindi a Genova all'indirizzo che ti ho dato. quindi in pratica Verdi cerca un cuoco bussetano per portarselo a Genova in modo da poter continuare a mangiare i suoi prodotti tipici preferiti, le sue ricette preferite. Amava molto la cucina locale, i suoi prodotti, la spalla cotta, i vini del posto. E quindi insomma la sua appartenenza qui al territorio non era mai in discussione. Non è mai stato in discussione, lui scrive in una lettera: io sono stato e sarò sempre un contadino delle roncole.